disagi in molti asili e scuole elementari del Veneto. Le maestre col diploma magistrale hanno scioperato in protesta contro l'esclusione dalle graduatorie. Rabbia al presidio di Venezia. Domani incrocia le braccia il personale di Trenitalia. Dopo più di 20 anni è riaperto il caso di un assalto in gioielleria che nel 1996 nel Mantovano portò alla morte di 2 persone, indagati 5 nomadi tra il Vicentino e il Padovano. Uccisa per gelosia, sarebbe questo il movente del delitto di valeggio sul Mincio. I carabinieri hanno arrestato il compagno della 46enne fatta a pezzi e il nipote di lui, incassati dalle celle telefoniche. Maltempo, allerta in Veneto in queste ore per pioggia e vento. A Belluno il cedimento di terreno costringe alla chiusura di una strada, occhi della protezione civile puntati sulla frana di Perarolo. Salvini non decide, io e Tosi alla fine ci saremo, così l'ex viceministro veneziano Enrico Zanetti replica il veto leghista sulla loro candidatura nella coalizione di centrodestra. L'ex sindaco di Verona, io stop di Salvini è personale. Individuato l'autore di una tentata rapina in un ufficio postale del Trevigiano, non un delinquente già noto alle forze dell'ordine, ma un ex operaio di 52 anni senza lavoro. Sporcano le strade e provocano incidenti. Il sindaco di San Giorgio in Bosco dichiara guerra alle pecore per la transumanza che attraversa il suo comune. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. In apertura gli inevitabili disagi in molti asili e scuole elementari del Veneto a causa dello sciopero delle maestre, migliaia, quelle col diploma magistrale, che hanno protestato in un presidio in centro storico a Venezia. Le immagini e le voci del nostro servizio d'apertura. Maestre in protesta sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso dalle graduatorie a esaurimento i docenti col diploma magistrale. Un problema che riguarda oltre 4.000 insegnanti precari in Veneto che si troverebbero a perdere il lavoro dopo anni di insegnamento anche a causa delle nuove regole sui limiti di assunzione a tempo determinato. Dopo 10 anni di servizio veniamo mandati fuori, per 10 anni siamo serviti alla scuola, per 10 anni abbiamo accudito questi bambini con amore e devozione e adesso veniamo sbattuti fuori? No, non è giusto, non può finire così. Ci hanno dato il ruolo e ce l'hanno tolto con un calcio, senza una continuità didattica, la scuola non potrà andare avanti. Scusate, ma non ce la faccio io ad andare avanti così. Non è giusto, ci hanno tolto la dignità, vergognatevi! Il nostro ministro non ha nemmeno l'esame di maturità, noi che abbiamo magari la maturità, io ho una laurea, ho un master e mi vedo trattata in questo modo, è un'Italia ingiusta, bisogna cambiarla assolutamente, ma non per noi, per i nostri figli. Alta l'adesione allo sciopero convocato in tutta Italia, mentre una manifestazione nazionale è andata in scena nelle stesse ore a Roma di fronte al Ministero dell'Istruzione. Anche se in scadenza, gridano le maestre, questo governo ha il dovere di ascoltarci. In realtà avevano tempo 3 anni per cambiare le regole, potevano farlo in tutta tranquillità con un semplice decreto qualsiasi del Ministero. Purtroppo non hanno voluto farlo, quindi per noi è una scelta politica di questa legislatura e di questi governi. E domani il personale ferroviario di Trenitalia ha indetto uno sciopero dalle 9 alle 17, pertanto, segnala la stessa società, vi saranno modifiche al programma di circolazione dei treni. Si tratta di un'agitazione indetta dalle segreterie regionali Veneto FILT, FIT, WILT, FAST, UGL e Orsa, che riguarda il personale della divisione passeggeri long haul di Trenitalia di Venezia Mestre. Per i treni a lunga percorrenza è stato predisposto uno speciale programma di circolazione che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero. Potranno verificarsi cancellazioni o variazioni anche per i treni regionali in Veneto e nelle regioni limitrofe e Trenitalia salvaguarderà comunque le relazioni a maggiore traffico di viaggiatori. Siamo adesso alla cronaca. La Procura di Mantova ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone facenti parte ad una famiglia di giostrai di origine sinta residenti a Vicenza e a Campo San Martino in provincia di Padova. Tutti sono ritenuti a vario titolo responsabili in concorso tra di loro di duplice omicidio volontario. Ne ha dato notizia oggi il comando provinciale di Mantova. I 5 sarebbero ritenuti coinvolti nella tentata rapina in una gioielleria avvenuta a Suzzara nel Mantovano il 19 dicembre del 1996 che costò la vita al gioielliere Gabriele Mora e ad uno dei rapinatori. Ferito
ferito da allora, fu poi abbandonato dai suoi complici durante una rocambolesca fuga davanti all'ospedale di Thiene. La procura ha richiesto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 5 indagati. L'inchiesta, fanno sapere gli inquirenti, ha trovato un nuovo impulso a seguito di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria tra la fine del 2014 e il 2015 da uno dei componenti della famiglia Dori di Vicenza. Risultato comunque estraneo al fatto criminoso accaduto appunto nel Mantovano. Uccisa per gelosia, sarebbe questo il movente del delitto di valeggio sul Mincio. I carabinieri hanno arrestato il compagno della 46enne fatta a pezzi. Troppo bella e troppo libera, tanto da pensare che dovesse morire. Nella mente distorta di chi ha deciso di ucciderla, il tarlo sarebbe stato questo, la gelosia. La paura delle troppe frequentazioni, di essere lasciato. È quello che i carabinieri credono sia scattato nella testa di Agim, il 51enne albanese accusato di aver ucciso la compagna Kadia, di averla fatta a pezzi e di essersi sbarazzato dei resti in un campo. Non da solo però, con l'aiuto di un complice, il 27enne nipote di Agim, Lisand, studente universitario fermato con lo zio sabato scorso. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a occultare il cadavere. Fin da subito gli investigatori, alle prese con l'orribile delitto di valeggio sul Mincio, avevano escluso l'ex marito della donna, lontano, e si erano concentrati sull'attuale convivente, ma le sue condizioni fisiche precarie non coincidevano con la possibilità di poter mettere in pratica un omicidio così brutale, a meno che non ci fosse stato qualcuno ad aiutarlo. Ad incastrare i due sarebbero stati i cellulari. Il segnale dei loro telefonini è stato agganciato da una cella in località Gardoni, dove i resti sono stati abbandonati, proprio la sera del delitto. La 46enne abitava da anni a Verona ed era scomparsa nel nulla il 29 dicembre scorso dopo il lavoro, uccisa con dei colpi in testa, forse mentre dormiva, e poi fatta a pezzi con una sega circolare, prima che il nipote del compagno, in aiuto, portasse quei poveri resti lontano da Verona, a Valeggio sul Mincio, abbandonandoli in una zona con alta presenza di cinghiali selvatici. Data in pasto a loro con la speranza di farla sparire per sempre, non è stato così, ed in pochi giorni gli investigatori sono riusciti a fare luce sulla sua terribile fine. Troppo bella e libera per vivere, nella mente distorta di chi l'ha voluta uccidere. Risiede nel veneziano, per esattezza a Quarto d'Altino, la donna fermata dai carabinieri e ritenuta uno dei componenti della banda che durante una rapina uccise un ex gioielliere a Trieste. È una donna, 45 anni, serba, originaria di Belgrado ma residente nel veneziano, a Quarto d'Altino, l'unica persona al momento fermata perché ritenuta dagli investigatori uno dei componenti della banda responsabile dell'efferato omicidio di Aldo Carli, l'ex gioielliere 75enne ucciso nella sua abitazione di Opicina, frazione di Trieste. Secondo gli inquirenti la donna si trovava insieme ad altri 3 suoi connazionali che la notte tra il 19 e il 20 dicembre scorsi entrarono nella villa di Carli, probabilmente per mettere a segno una rapina, ma qualcosa sarebbe andato storto. L'ex gioielliere venne picchiato fino ad ucciderlo. La moglie, anche lei aggredita, si salvò perché si finse morta. Da quanto emerso, la donna fermata, che ora si trova in carcere con l'accusa di concorso in omicidio, sarebbe stata in affari con la vittima. Intanto la polizia ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti degli altri 3 serbi componenti della banda che dopo il drammatico colpo hanno fatto perdere le proprie tracce. Conclusa l'inchiesta su un supermercato di fatture false, evasione su misura per gli imprenditori, un giro d'affari tra Padova e Venezia, 133 persone andranno a processo. Un supermercato della fattura falsa che ha coinvolto decine e decine di persone tra Padova e Venezia. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un giro d'affari di oltre 200 milioni di euro con un'evasione fiscale da 500 milioni. Sono 133 le persone a cui il pubblico ministero Emma Ferrero ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini, oltre 318 capi di imputazione, associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all'autoriciclaggio, all'omessa dichiarazione dei redditi e all'emissione di fatture false collegate ad operazioni inesistenti. Queste le accuse che vengono contestate a vario titolo alle persone che avrebbero ricoperto ruoli ben precisi all'interno dell'organizzazione criminale. Capo indiscusso della banda sarebbe un 66enne di Dolo, tra i promotori anche un 55enne padovano titolare di una ditta di trasporti. L'organizzazione aveva una sede in via Savelli a Padova, dove riceveva gli imprenditori che volevano soluzioni su misura per evadere il fisco. I vari soci gestivano una trentina di società fittizie che avevano il compito di emettere fatture per operazioni inesistenti per coprire vendite e acquisti in nero.
Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologiche per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologiche è dichiarato fino alle 18 di domani nel bacino Alto Piave, limitamente all'area della frana di Perarolo di Cadore. Uno smottamento ha richiesto questa mattina intorno alle 12:30 l'intervento dei vigili del fuoco proprio a Belluno, dove il terreno è franato sulla strada che da Tassei porta alle Ronce, imponendo la chiusura di quel tratto di via Pian del Monte. Lo stato di preallarme per criticità idrogeologiche è dichiarato sul bacino Piave Pedemontano, con il comune di Vittorio Veneto che ha già attivato il COC, il centro di coordinamento della protezione civile. Stato di attenzione invece per i bacini di Alto e Basso Brenta Bacchiglione, Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, Livenza Lemene Tagliamento. Lo stato di attenzione per vento forte è stato dichiarato sul territorio regionale da questo pomeriggio fino alle 8 di domani mattina. Siamo adesso alla politica, con l'accordo raggiunto ieri ad Arcore nel centro-destra, ma con alcuni veti posti dalla Lega su due nomi in particolare, quello dei veneti Enrico Zanetti e Flavio Tosi. Nei miei confronti il veto può essere sicuramente personale, ha dichiarato l'ex sindaco di Verona Tosi, che poi ha aggiunto: dal punto di vista politico questo veto non ha ragion d'essere perché nessuno di noi ha mai fatto parte di alleanze con il centro-sinistra. Nemmeno il tempo di stringere l'accordo nel centrodestra, che già tra alcuni dei protagonisti in campo volano scintille che ora ci si chiede se sarà possibile spegnere da qui al 4 marzo. Il pranzo ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi, immortalato sotto l'albero di Natale insieme agli altri due leader, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, di fatto apre alla quarta gamba. A noi con l'Italia dei vari Fitto, Lupi, ma anche dei veneti Enrico Zanetti e Flavio Tosi. Nomi, questi ultimi due, che non piacciono al Carroccio, pronto a porre un veto. Io non ho nessuna difficoltà a non candidarmi se a chiedermelo fosse il mio di partito. È chiaro che non il sottoscritto, ma noi con l'Italia non può accettare veti. La Lega giustamente faccia la battaglia per avere più seggi possibili, noi cercheremo di avere quello che meritiamo per quel che pesiamo, ma poi ognuno decide chi sono i suoi candidati. Ma se la Lega potrebbe anche chiudere un occhio su un'eventuale candidatura di Enrico Zanetti, non sembra pronta a fare altrettanto per Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, ma soprattutto ex leghista e fondatore del movimento Fare. Ricordiamoci che Tosi è stato il nostro avversario sia alle comunali di Verona, ma soprattutto in quelle che sono state le amministrative per la regione del Veneto. Quindi si è contrapposto a Luca Zaia, quindi è impensabile che dopo 2 anni si possa dimenticare tutto come nulla fosse successo. Ad Are non piace poi la proposta avanzata da Renato Brunetta del cosiddetto quadrifoglio, ovvero di creare dopo le elezioni un soggetto politico unitario che riunisca l'intero centrodestra. Noi abbiamo le nostre diversità, abbiamo le nostre esigenze, noi siamo alternativi ma comunque in compensazione con quella che è Fratelli d'Italia o comunque Forza Italia, e quindi nella diversità possiamo portare il nostro apporto a questa coalizione. Torniamo alla cronaca. Ha individuato l'autore dell'attentata a rapina alle poste di Fagarè, siamo nel Trevigiano. Non un delinquente già noto alle forze dell'ordine, bensì un ex operaio di 52 anni senza lavoro. Disoccupato da tempo, indebitato con diverse finanziarie, disperato, tanto da improvvisarsi lo scorso 28 dicembre, rapinatore con tutti i passi falsi e le ingenuità di uno che il bandito non lo ha mai fatto prima. Ci sono voluti dunque pochi giorni ai carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta per individuare il responsabile della tentata rapina all'ufficio postale di Fagarè. Non un criminale comune o uno sbandato già noto alle forze dell'ordine, ma un 52enne di Ponte di Piave incensurato. L'identificazione è stata resa possibile da una telecamera di videosorveglianza dalla quale siamo riusciti a riconoscere sia la vettura utilizzata per raggiungere il luogo della rapina e sia la persona che la conduceva. Attraverso poi gli accertamenti siamo riusciti a risalire all'abitazione del soggetto e sabato scorso abbiamo fatto una perquisizione. A disagio, imbarazzato, così è apparso il 52enne quando ha aperto la porta di casa ai carabinieri. Ha ammesso le sue responsabilità, consegnando
spontaneamente ai militari la pistola a giocattolo, il passamontagna e gli abiti utilizzati durante il colpo. Non se l'è sentita di spiegare le ragioni del suo gesto davanti alla compagna, ma quando è stato faccia a faccia con il maresciallo ha raccontato dei problemi economici che lo hanno spinto a tentare la maldestra rapina. È disoccupato e quindi diciamo che è stato indotto a questo gesto dalla disperazione. Una situazione che ha ulteriormente peggiorato però col suo gesto. Il 52enne è stato denunciato a piede libero per tentata rapina. Ci spostiamo a Vicenza, a Campomarzo, dove un profugo ha aggredito e morso dei militari dell'Arma. Aveva un permesso umanitario, è la quarta volta che viene segnalato dalla polizia. La polizia lo conosce bene, è la quarta volta che viene identificato e che il suo fascicolo alla commissione che valuta il rilascio per i permessi umanitari viene aggiornato. Eppure lui bazzica ancora in Campomarzo. È stato fermato ieri un'altra volta. Ago Saturday Rem, nigeriano di 37 anni, il suo è un permesso di protezione internazionale. Questa volta alla vista dei militari all'opera ormai da mesi a Campomarzo con l'operazione Strade Sicure, però è scattato il parapiglia. Avrebbe potuto finire in tragedia. L'uomo ne ha aggrediti due prendendoli a morsi e pugni, poi ha preso a pugni anche un terzo militare a cui ha cercato di sottrarre la pistola custodita nella fondina, che però era chiusa. Per fermarlo sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. I reati che gli sono contestati sono resistenza, violenza, lesioni, tentata rapina. Quest'estate era stato coinvolto in una rissa sempre a Campomarzo, lì dove lo Stato ha mandato i militari per controllare una zona ritenuta ancora troppo difficile. 12 militari in pattuglie da 3 sono in servizio a Vicenza da settembre, ma il governo ha assicurato che rimarranno per altri 2 anni. Quello che nessuno potrà però assicurare è che quello che è accaduto ieri non possa più ricapitare. Andiamo adesso per pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie dal Veneto. Restate lì, a tra poco. Che su TNA è andato in onda? Siamo tornati in diretta, andiamo in stazione a Vicenza, una riqualificazione tanto attesa e una situazione ancora in stallo con i senza tetto che continuano a dormire, giacigli ammassati lungo i binari. Tutte le mattine questa situazione qua? Sì, ogni mattina, sì. Tu ogni mattina vieni qua e trovi questo? Sì, per forza, sì, perché si mettono a dormire qui e devo togliere via tutto. C'è anche qualcos'altro, trovi altro a volte, oltre a sigarette, ci sono anche bottiglie di vino? Sì, madonna, bottiglie di vino, vestiti, ho appena buttato via anche una coperta e altre cose, quindi... Al posto degli uomini quello che rimane al mattino sono le bottiglie vuote, i mozziconi di sigaretta, le tracce a terra di vino e caffè. Sono le 11:30 del mattino e dopo pochi minuti, quando notano la nostra telecamera, un'addetta del servizio pulizie arriva. Ma pochi passi più in là, ai margini del binario 1, chi vive e dorme in stazione lascia le sue cose, un mucchio di coperte, vestiti e rifiuti ammassati qui con una sola inferriata che li separa dai pendolari che attraversano il piazzale della stazione ogni mattina. È uno schifo. Cosa bisognerebbe fare? Non lo so, prima bisogna riconoscere chi sono e trovare una soluzione individuale. Non deve succedere, ci devono essere un progetto, purtroppo il degrado della città è perché manca un progetto. Ma il grande progetto di riqualificazione della stazione dov'è finito? Sembra ancora correre su un binario morto. Sono cose un po' che succedono dappertutto. Quindi ci stiamo abituando purtroppo. Purtroppo sì. Entriamo in stazione, eccoci dall'altra parte, lungo il binario 1. Ci sono bottiglie di grappa e birra a terra, in mezzo a cestini dei rifiuti dismessi. 2 passi più in là, un monumento dimenticato, quello dei ferrovieri caduti sul lavoro, dove riposano e accanto al monumento a loro dedicato in stazione oggi ci sono i senza tetto. E sono ancora di più, come confermato soltanto un mese fa dalla Caritas, che con i primi freddi aveva diffuso dati preoccupanti. Un'emergenza, quella dei senza tetto, che a Vicenza non si arresta, con la struttura vicentina che a rotazione ha ospitato solo lo scorso anno più di 360 persone e distribuito in tutto l'inverno almeno 27.000 pasti caldi. A proposito di degrado, ci spostiamo a Mestre, in via Piave e dintorni, dove giovedì stranieri e italiani manifesteranno per dire no allo spaccio e al degrado.
Giovedì facciamo lo stesso sciopero come previsto, chiudiamo i nostri negozi e andiamo a dire quello che vogliamo perché non possiamo andare avanti così. La burocrazia ha costretto gli organizzatori della manifestazione di protesta contro il degrado in via Piave e strade limitrofe al rinvio. Non sarà martedì ma giovedì a partire dalle 14. I membri stranieri che hanno dato vita all'associazione Zero Degrado si uniranno a commercianti e residenti della zona per denunciare lo stato di invivibilità. Abbiamo deciso di chiudere il nostro negozio e stare qui nella zona finché intervengono le persone. Quindi abbiamo parlato anche con i cittadini che sono nella zona, chiudiamo i nostri negozi, stanno con noi e noi diciamo quello che noi vogliamo, parliamo, facciamo sapere al comune quello che noi subiamo qua. Lo spazio, liti, problemi, rumore, ogni giorno è la stessa cosa. Italiani e stranieri insieme per dire no a una situazione diventata ormai insostenibile. Tutti vogliamo la stessa cosa perché anche loro soffrono. Perché al limite le persone possono avere la libertà di starci come vogliono, però nessuno deve avere la libertà di disturbare gli altri, perché i cittadini, i residenti sono costretti a vivere una zona di guerra artificiale e loro sono disperati anche. E la richiesta di un presidio 24 ore su 24 è sempre più insistente. Se riescono a spostare la polizia ferroviaria più vicino, se riescono a mettere il volante qui che è fermo 24 su 24, vogliamo anche dare una mano per realizzarla. Polemiche nel padovano a San Giorgio in Bosco per la transumanza. Il sindaco Miatello annuncia battaglia. Questi pastori trentini che hanno l'autonomia in Trentino vengono qui a svernare e dico almeno ci pagassero oppure facessero la pulizia delle strade che sporcano. L'invasione si ripete puntuale ogni anno, la transumanza è capace di muovere tra Veneto e Trentino decine di migliaia di pecore, ma questa volta il passaggio da Fontaniva a San Giorgio in Bosco, denuncia il sindaco, ha lasciato l'asfalto in condizioni tali da contribuire a far uscire di strada 3 automobili e provocato in paesi una mobilitazione generale. Il carabinieri ha chiamato il sindaco alle 6 di sera fino alle 9, ho dovuto chiamare una ditta che è venuta gratuitamente perché manco abbiamo i soldi per fare questo tipo di interventi, con la protezione civile, con l'ufficio tecnico. Operazioni di pulitura e spargimento sale per le quali Miatello vorrebbe presentare il conto ai responsabili. Il sindaco ha tentato invano di arginare l'invasione mettendo nel 2013 un'ordinanza ribadita in cartelli che ha fatto installare nelle vie d'entrata del paese. Di qui non si passa, ma a quanto pare per fermare l'invasione di centinaia di pecore ci vuole ben altro che un cartello ed una multa, per quanto salata. Questi pastori erano già stati multati al mattino proprio in virtù dell'ordinanza che non potevano transitare. Poi al tardo pomeriggio sono partiti e lì hanno fatto il resto. Già abbiamo Roma che ci tratta da sudditi, poi anche il Trentino adesso mi sembra un po' un'esagerazione. La politica sarà al centro delle puntate di questa sera di 20 e 10 e di Ring. Partiamo con 20 e 10, ospiti in studio Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e Silvano Piazza del Partito Democratico. Si parlerà di elezioni, della sfida a 3. A seguire poi Ring, ospiti in studio Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, Flavio Tosi di Noi con l'Italia e ancora Andrea Castagna di Liberi Uguali e Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Si parlerà di veti incrociati dopo appunto l'accordo raggiunto ieri ad Arcore. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo diffuso sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 9 gennaio. Sul Veneto piogge diffuse, anche moderate, possibili un po' su tutti i settori. Più spazi soleggiati sulle province meridionali, sia pure con qualche foschia e nubi basse. Migliorerà entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, valori minimi tra 6 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Anche qui condizioni di maltempo intenso su tutti i settori, con piogge diffuse anche di moderata intensità e con rischio di locali nubifragi. Generale miglioramento entro la nottata. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, valori minimi tra 9 e 12 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile anche sulla nostra regione, con molte nubi e precipitazioni diffuse, specie sui settori meridionali, localmente anche a carattere nevoso altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, minime tra 7 e 2 gradi circa. Il mare sarà generalmente molto mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!